Le locali dell'Elpis Volley, in completa divisa blu, allenate da Fabio Fontana e Samuele Mestriner, giocano con Giorgia Favaron alzatrice, Vanessa Casonato opposto, il capitano Anna Pozzobon e Linda Sgnaolin schiacciatrici, Verena Finco e Anna Mori centrali, Francesca Momentè libero. Le ospiti padovane del Tudor Mestrino, in tenuta biancoverde, guidate da Riccardo Mazzucato, schierano Giulia Agostini alzatrice, Beatrice Cristofanon opposto, Elisa Scudellaro e Silvia Trevisin schiacciatrici, il capitano Elena Guerra ed Elena De Lazzari centrali, Erika Gottardo libero. Il Mestrino sfrutta l'ottima battuta in salto della Scudellaro, mettendo in estrema difficoltà la ricezione dell'Elpis, che subisce un pesante passivo sul 10-2 per le ospiti. Registrata la ricezione e sistemata la difesa, le locali riescono a ridurre il distacco, spinte dalle micidiali conclusioni di Anna Pozzobon e Vanessa Casonato, avvicinandosi sul 22-21 per le padovane. Il Mestrino non sfrutta due palle set sbagliando in attacco. Si prosegue punto a punto ai vantaggi, che vedono prevalere l'Elpis per 27-25 col muro vincente della Casonato sulla Scudellaro. Decisamente migliore l'avvio della ripresa per le ragazze in blu, grazie a una ricezione più precisa e a un attacco più continuo. Penalizzato dalle gravi assenze della forte banda Stradiotto e della centrale bandiera, il Mestrino si affida alla Cristofanon, restando in scia fino all'8 pari. Poi l'Elpis, col muro della Casonato e le violente schiacciate di Anna Pozzobon, scava un solco profondo volando sul 17-10. Spinte dalla Cristofanon e dalla Trevisin, poco appariscente ma concreta, le biancoverdi rinvengono nella seconda metà del set, avvicinandosi minacciosamente sul 23-21. Ci pensa però la Casonato a vanificare la generosa rimonta del Mestrino con un mani fuori e un servizio vincente grazie alla benevola collaborazione del nastro, chiudendo il secondo parziale sul 25-21 per l'Elpis. Fabio Fontana dà fiducia alla banda numero 10 Anna Marcotti, che sostituisce la Sgnaolin. Supportate dall'esperienza della Pozzobon e dalle energie della Casonato, le ragazze in blu mantengono la prevalenza sulle ospiti, riuscendo a passare anche dal centro con Verena Finco. Dal 9-5 in poi il Mestrino reagisce tornando in partita sul 10 pari. Nell'Elpis la giovanissima centrale Francesca Rizza, appena sedicenne, subentra ad Anna Mori. Le locali si riportano avanti sul 18-15, ma calano in ricezione e falliscono molte occasioni in contrattacco, non riuscendo a chiudere la partita pur avendone la possibilità. In vantaggio sul 23-19, l'Elpis si disunisce, subendo l'incisiva battuta in salto della Scudellaro, che produce grossi danni alla ricezione veneziana. La rimonta delle biancoverdi si perfeziona sul 23 pari e stavolta lo spunto vincente del Mestrino, che conquista la terza frazione riaprendo l'incontro. L'Elpis riparte con la Sgnaolin al posto della Marcotti. Il quarto set vede le squadre appaiate fino al 5 pari, anche se l'equilibrio è frutto di continui errori da ambo le parti più che di azioni vincenti. Il gioco peggiora notevolmente, ma le ospiti hanno il merito di sbagliare di meno, avvantaggiandosi progressivamente. Coach Fontana corre ai ripari, rimettendo in campo la Marcotti per la Sgnaolin e la Mori al posto di Francesca Rizza. Col Mestrino avanti sul 21-12, il tie break sembra inevitabile. Invece, tutto a un tratto, l'insidiosa battuta di Vanessa Casonato getta lo scompiglio nella seconda linea biancoverde. Le padovane si portano sul 24-19, ma l'Elpis non si arrende e martella le avversarie con le schiacciate di Casonato e Pozzobon, raggiungendole sul 24 pari. La bella reazione è vanificata dal punto della Trevisin e dall'errore della Pozzobon, che consegna il parziale al Mestrino prolungando l'incontro al quinto set. Pur non bella sul piano squisitamente tecnico, ma di grande intensità agonistica ed emotiva, la fase iniziale del tie break vede le squadre galleggiare punto a punto, tenendo col fiato sospeso il caldo pubblico di Meolo. Le biancoverdi mordono da posto 2 con la Trevisin, maggiormente a proprio agio nel suo ruolo naturale di opposto. Ma l'Elpis replica con la Pozzobon, autentica garanzia in quanto a tecnica, lucidità ed esperienza. Il serrato equilibrio prosegue, elettrizzante ed estenuante nel contempo. L'attacco della Cristofanon, toccato dal muro veneziano, ristabilisce nuovamente la parità sul 10-10, ma le ospiti subiscono ancora la temibile battuta tesa della Casonato, cedendo di schianto. La ricezione e l'attacco del Mestrino si sfaldano e l'Elpis piazza il break decisivo, aggiudicandosi per 15-10 il quinto set e i 2 punti.
Abbiamo una situazione un po' difficile in questo momento, dobbiamo cercare di tirarci fuori un pochettino e ci speravo quando eravamo nel 2-2, ma purtroppo è andata così. Un punto almeno ce lo siamo portati a casa, continuiamo così e speriamo insomma di riuscire almeno a entrare nei playoff. Noi purtroppo siamo in grossa difficoltà perché abbiamo perso elementi importanti non solo dell'organico ma del sestetto. Stasera non avevamo neanche un cambio per poter dare un giro alla situazione quando le cose si erano messe male, ed effettivamente siamo mentalmente molto deboli sulle situazioni in cui bisogna essere mentalmente forti. La partita è stata abbastanza combattuta, abbiamo avuto degli alti e bassi, però l'importante è comunque aver vinto e aversi impegnato, insomma. Avevamo la possibilità di chiudere 3-0 ed era importantissimo perché questa squadra è sopra di noi in classifica, quindi era un'ottima occasione per fare dei punti importanti, però purtroppo abbiamo perso un po' la testa, abbiamo perso un po' magari l'equilibrio di squadra in ricezione e in difesa, quindi ci siamo lasciati un po' andare e ci siamo fatte scappare questa occasione. È venuto fuori secondo me una partita vincente, anche perché la tensione sia in positivo che in negativo ha giocato un brutto scherzo sia a noi e poi al Mestrino. Molto bravo secondo me il Mestrino invece a capire le traiettorie d'attacco, ha ricostruito benissimo e ha messo l'Agostini in una situazione di palleggio molto meno scontato rispetto a prima. Attraverso i nostri tecnici stiamo cercando di captare tutte le opportunità a livello provinciale e a livello regionale in modo da poter mantenere nel territorio i più quattrini possibili. Certo è che con l'avvento del federalismo avremo più economia che rimarrà nel territorio e quindi avremo la possibilità di migliorare sensibilmente tutti gli impianti che abbiamo a disposizione.